Scatenati, notata da incubo a Quinto di Treviso con diverse famiglie colpite. In un caso una donna si trova ai banditi di fronte e urla per la paura. Il suo racconto ai nostri microfoni. Colpite 3 vie in pochi minuti. In un caso il proprietario era a letto e non si è accorto che lo stavano derubando. Un altro vede i ladri nel giardino dal telefono collegato alle telecamere. Temporali, pioggia abbondante e grandine colpiscono la Marca. Nel tardo pomeriggio a San Trovaso, sottopasso allagato, un cavo della luce sulla strada, ma da domani inizia la settimana dell'ondato di caldo record. Arrestato per incendio doloso il 55enne che ha dato fuoco all'appartamento dell'ex a pochi passi dalla stazione di Treviso. La 47enne intossicata a lanciare l'allarme, 2 vicini che con il loro intervento hanno salvato la vita alla donna e all'uomo. Picchia la compagna un passante intervenuto per difenderla. Violenza in strada a Castelfranco, 37enne arrestato. Il cordoglio della comunità LGBT di Treviso per l'attentato di matrice islamica al Gay Pride di Berlino con una vittima e 29 feriti. Segnali di addio per Suoni di Marca, nessuno ha abbandonato nessuno, ma è arrivato il momento che il festival si rinnovi. Il sindaco di Treviso non ci sta e replica il patron Paolo Gatto dopo le accuse di scarso sostegno alla kermesse. Nulla di significativo che ricordi Tina Anselmi nella sua città natale dopo la scelta di Verona di intitolare alla prima donna ministro la cittadella della giustizia e polemica a Castelfranco. Grande festa oggi in Cansiglio per il 33esimo raduno dei trevisani nel mondo, un'esperienza di emigrazione che deve essere d'esempio per gestire l'immigrazione di oggi. Il messaggio del cardinale Baggio che ha concelebrato la messa. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Ladri scatenati a Quinto. Ieri sera diverse famiglie si sono trovate faccia a faccia con i malviventi che cercavano di entrare in casa, colpite via Aldo Moro, via Trieste, via Primo Maggio a Santa Cristina. In un caso il proprietario era a letto e non si è accorto che lo stavano derubando. In un altro una donna affacciatasi alla finestra ha visto 2 ladri nel giardino e solo dopo si è accorta del terzo già al suo fianco aggrappato alla grondaia. Salgo e mi affaccio a quella finestra là. Da quella finestra là vedo questi 2 di colore che sono uno esterno e uno interno. Quindi mi metto a gridare, aiuto i ladri, cosa ci fate qua, andate via. La signora urla vedendo i 2 ladri nel giardino, ma non si accorge che a poca distanza dalla finestra, arrampicato sulla grondaia, c'era il terzo complice, ormai quasi arrivato al terrazzino e pronto per entrare in casa. C'era il terzo e me ne accorgo perché salta giù dalla grondaia. Quindi dalla finestra vedo questo terzo che salta giù, perché mentre era attaccato alla grondaia io non lo vedevo. Notte di paura a Quinto, dove i ladri hanno battuto a tappeto la zona di via Aldo Moro tra le 10:30 e le 11:30 di sera. Dopo tanti giorni di caldo torrido finalmente l'aria era più fresca e molti prima di andare a letto avevano lasciato le finestre aperte per arieggiare, come la signora Carla che abita in via Trieste e non è la prima volta che la sua casa subisce l'intrusione dei ladri. Questa è la 6ª volta, 2 tentativi di intrusione e gli altri invece sono entrati e hanno portato via quello che potevano. Subito sono state avvisate le forze dell'ordine ed è stato lanciato l'allarme nella chat di controllo di vicinato attivo nel quartiere. Non è bastato perché poco dopo, 200 metri più avanti, i ladri hanno visitato un'altra casa. Poi sono entrati qui dal mio vicino di rimpettaio attraverso la finestra del soggiorno. Sono riusciti ad alzare la tapparella anche se aveva i fermi, i blocchi. Lui dormiva, non si è accorto di nulla, chissà se poi magari gli hanno anche spruzzato qualcosa come per addormentarlo. Gli hanno scasinato la finestra, sono riusciti a entrare, però sembra che non abbiano portato via nulla se non una bottiglia di whisky. E dei movimenti sospetti erano stati notati anche da altri vicini. Uno, senza sapere del furto appena messo a segno nella casa di fronte, ha visto 2 uomini che si allontanavano e l'hanno pure mandato a quel paese quando ha chiesto cosa facessero nel vialetto privato che porta alle abitazioni. Ha quindi chiamato le forze dell'ordine. Ma non sono intervenuti, dicevano che non avevano le pattuglie, personale necessario per poter intervenire a fare un sopralluogo e questo insomma è un po' che ci mette in grande preoccupazione perché non siamo tutelati da nessuno, insomma dobbiamo arrangiarci tra noi e basta. Ed infatti il tam tam tra vicini ha messo in allerta tutto il quartiere. Una notte non piacevole
Io ero rincasato da circa un quarto d'ora quando il mio vicino, il mio dirimpettaio, mi ha informato che aveva visto dei loschi figuri, per così dire, transitare presso il vialetto privato delle nostre case. Non ho visto niente, però purtroppo sì, è accaduto quello che non doveva accadere. Stessa fascia oraria, qualche chilometro più in là, un uomo travisato con cappellino e fazzoletto sul volto entra in un giardino in via Primo Maggio a Santa Cristina. Il proprietario, grazie all'alert delle telecamere, riesce a vederlo in tempo reale. Quando l'ho visto dalla finestra era solo un individuo, insomma. E mi sembrava che avesse appunto un piede di porco in mano e poi probabilmente era pronto da cercare di entrare in qualche modo, insomma, in casa. Per fortuna mi sono accorto tramite le telecamere e sono riuscito a farli scappare, insomma, però sì, è una situazione un po' pesantina, insomma, ultimamente, direi. Cittadini sempre più esasperati dai ladri e pronti a difendersi. Una corsa alle armi di qualsiasi tipo, conferma l'associazione Furti in Corso. Sentiamo. La classica mazza da baseball che si compra nei negozi sportivi. Provate a chiedere a chi lavora nei negozi sportivi, cioè le stanno svuotando e svendendo su internet, le compra chiunque, perché comunque dà una certa idea di sicurezza. Poi magari quella mazza da baseball, se non la sai usare, ti si ritorce contro. Quello che sento mi dicono: ho preso la mazza da baseball, ho preso il bastone, avevo un sacco da golf e mi sono messo le mazze da golf intorno per le porte di casa. Cioè, secondo me non è un vivere bene così. Mazze da baseball, mazze da golf, bastoni, ma anche armi soft air o scacciacani, qualunque mezzo per difendersi, rischiando però spesso l'effetto opposto. Fotografia di una realtà di paura che dall'osservatorio di Furti in Corso, con oltre 20.000 iscritti, descrive meglio di qualunque fredda statistica la situazione del momento. In realtà vuol dire che io, quando entro a casa, sto quasi più sereno stando fuori. Ma la serenità sta diventando: sono fuori in giro, poi arrivo a casa, mi vedo tutto a suo quadro e alla fine sono già passati. Sembra quasi che devo soffrire ad arrivare a casa, perché allora non posso tenere la finestra aperta perché purtroppo i ladri, non posso andare a prendermi due spese perché ormai ho l'ansia di fare la spesa. Cioè, diciamo che abbiamo passato il limite, secondo me, già da un po'. Da una parte residenti e commercianti inermi, dall'altra bande sempre più specializzate. Ultima frontiera l'uso di acido nitrico per sciogliere le serrature. Predoni capaci di alti budget per compiere i raid. Sono comandi, ma io era un anno fa che dicevo che sicuramente c'è una rete a monte sopra che gestisce, no? Io mi immagino i tre amici che diventano ladri, che non possono investire 10.000 euro in prodotti di marca per andare a fare dei furti con trapani che non fanno scintille, addirittura, cioè, stiamo parlando di prodotti anche economicamente importanti, bagagliai pieni di 15.000 euro di prodotti. Come fanno? Vanno con macchine affittate con prestanome, vanno su dei B&B di altre città, insomma è una struttura organizzata. E allora la paura si diffonde, diventa purtroppo un modus vivendi. Io non ho mai sentito come in questo periodo la frase che a me non piace, lo dico subito: è meglio un cattivo processo che un buon funerale, no? Quella famosa frase che si dice al bar sta prendendo piede sempre di più e in realtà è sbagliato, perché non dovremmo pensare noi a proteggerci, c'è chi è di dovere che deve proteggerci. Questo vuol dire che le forze di polizia fanno veramente ormai di tutto di più, forse anche più di quello che possono fare, perché a volte lo fanno anche fuori servizio, però non basta, ce ne sono poche e le norme non ci sono. Per questo Furti in Corso da mesi ha instaurato un dialogo aperto con il Ministero della Giustizia, portando il sottosegretario Andrea Ostellari al convegno di Santa Caterina per cercare di mettere nero su bianco un cambiamento che prima di tutto deve essere portato avanti dalla legge. Proposte sul tavolo, ma c'è ancora molto da fare per tutelare chi non può più sopportare di tornare a casa pregando di non trovare le stanze a soqquadro. Io gli avevo proposto proprio un inasprimento vero delle pene, soprattutto nei casi dove si entra in casa e sono previste all'interno dell'abitazione delle, diciamo, chiamiamo così, persone deboli, no? Quindi bambini, minori, persone anziane o disabili. E gli avevo anche detto che siccome loro utilizzano dei levarini, dei cacciaviti, dell'acido adesso, tutti quei prodotti lì devono essere considerati armi improprie. E allora andiamo a innalzare la soglia delle pene e li andiamo a mettere in galera. Allora, se il ladro che mi viene principalmente dall'est, non dico solo dall'est, ma fondamentalmente queste sono le statistiche, no? Principalmente dall'est, viene a sapere che quando viene da noi finisce certamente in galera, probabilmente ci penseranno 10 volte poi, no? Invece loro sanno che fondamentalmente vengono presi, vengono rilasciati il pomeriggio, la mattina dopo sono già a fare un altro furto e avanti così. Denuncia a piede libero.
Ed ora l'ondata di maltempo attesa che è arrivata nel pomeriggio nella Marca, pioggia abbondante e qualche grandinata per effetto del fronte temporalesco che si era formato sul Friuli e si è rapidamente spostato verso la provincia di Treviso colpendo la sinistra Piave, raggiungendo anche il capoluogo. Una bomba d'acqua ha colpito San Trovaso di Preganziol con la strada ed il sottopasso allagati, un cavo della luce è caduto sull'asfalto sempre tra San Trovaso e Treviso, e poi Maserada, Breda di Piave e Treviso sono state raggiunte dalla grandine durata comunque pochi minuti e fortunatamente senza grossi danni. Precipitazioni e maltempo dovrebbero esaurirsi in serata lasciando spazio ad un inizio settimana che sarà all'insegna di nuovo del clima soleggiato e da metà settimana la nuova grande ondata di caldo. Ancora cronaca, ora litiga con l'ex e dà fuoco all'appartamento, paura ieri sera a Treviso a poca distanza dalla stazione dei treni. A salvare i due dal fumo e dalle fiamme che ormai stavano divorando l'abitazione è stata la coppia di vicini di casa. Probabilmente se non avessi sentito le urla e soprattutto se lui non fosse andato ad aprire la porta non ci saremmo accorti in tempo delle fiamme. È solo grazie all'intervento tempestivo di Cristina e Francesco, i due giovani che abitano nell'appartamento accanto, che il rogo divampato in un condominio in via Castaldi non ha avuto conseguenze tragiche. Erano da poco passate le 21 quando, dopo un litigio con l'ex compagna, un 55enne ha cosparso il materasso con del liquido accelerante ed ha appiccato il fuoco. In pochi istanti le fiamme si sono estese a tutto l'appartamento. Una densa nube di fumo e lingue di fuoco erano visibili da mezza città di Treviso. Ho sentito la donna urlare e dire va a fuoco, allora ho aperto la porta di casa e ho visto che la loro porta era socchiusa. Lei mi ha avvisato, siamo usciti fuori, è iniziato a uscire del fumo nero densissimo. Lei ha chiamato subito i soccorsi come l'ho avvisata che c'era un incendio. Io sono entrato dentro l'appartamento perché per fortuna c'era la porta aperta. Loro erano dentro, erano in fondo, le fiamme stavano già divampando nella camera da letto perché ha preso fuoco il materasso e li ho dovuti buttare fuori di forza. Erano in una situazione di panico, proprio disperati, non so se loro riuscissero o meno ad uscire da lì. Dopo aver messo in salvo la donna, che ha 47 anni, e l'ex, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, Francesco è rientrato per portare fuori il cane della coppia ed avvisare tutti gli altri condomini affinché lo stabile, che ha 11 appartamenti, venisse subito evacuato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile. Nel frattempo la polizia, dopo averlo portato in questura, ha arrestato il 55enne con l'accusa di incendio doloso. La donna è stata portata all'ospedale per intossicazione da fumo. L'appartamento è andato praticamente distrutto, ma fortunatamente le altre abitazioni, pur con qualche danno, non sono state intaccate dal rogo. Picchia la compagna ed un passante intervenuto a difenderla. Violenza ieri sera a Castelfranco, 37enne arrestato dai carabinieri. Prima le botte alla compagna davanti a tutti, poi la violenza contro il passante che era intervenuto a difendere la donna. Una furia bloccata soltanto con l'intervento dei carabinieri che hanno dovuto usare lo spray e il peperoncino per bloccarlo. Lui è un operaio 37enne di Cornuda che in serata ha seminato il panico all'esterno del centro commerciale I Giardini del Sole di Castelfranco. L'acceso diverbio con la compagna 35enne a suon di urla si era trasformato in una vera e propria aggressione. Troppo per restare a guardare. Così, mentre i presenti chiamavano il 112, un coetaneo della donna, testimone della violenza, ha cercato di bloccare l'aggressore con il risultato di farsi afferrare al collo dall'operaio ormai fuori controllo. I militari dell'Arma, giunti nel frattempo dopo una breve colluttazione, hanno fermato la sua furia con lo spray urticante prima di arrestarlo. La donna intanto era scappata prima del loro arrivo. Sono in corso indagini per accertare maltrattamenti in ambito familiare all'interno della coppia. 3 persone tra i 24 e i 52 anni sono state arrestate in Veneto per detenzione di materiale pedopornografico con l'aggravante dell'ingente quantità e nella stessa operazione, chiamata Butterfly, altre 2 persone sono indagate in stato di libertà. Dei 3 arrestati, 2 risiedono nel Polesine, 1 nel Veneziano. Gli indagati risiedono nel Veneziano e nel Veronese. Secondo gli investigatori erano inseriti in circuiti virtuali dedicati allo scambio di immagini e video di abusi sessuali su
minori. L'operazione, che ha avuto origine nell'ambito di un'attività di cooperazione internazionale di polizia, è condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto con il supporto delle sezioni operative di Verona, Vicenza e Rovigo. Stava percorrendo con altre persone la strada da Passo Valles quando è scivolata in una scarpata, ruzzolando per una decina di metri e battendo la testa. Paura per una 63enne di Casale sul Sile, stamane nei pressi della strada per il rifugio La Resei a Falcade. La donna era stata soccorsa dall'equipe medica e dal tecnico dell'elisoccorso di Falco 2, che hanno raggiunto la signora e le hanno prestato le prime cure. Dopo averla imbarellata, l'hanno trasportata con l'elicottero all'ospedale di Belluno. Una donna morta e 29 feriti è il tragico bilancio del terribile attentato di ieri sera al Gay Pride di Berlino, dove un furgone si è scagliato sulla folla inerme. Un attentato terroristico di matrice islamista, secondo le autorità tedesche, che hanno già arrestato un uomo presunto complice di quello che la polizia considera la mente dell'attentato, il quarantenne Abdul Balut, cittadino tedesco dal 2022, sostenitore dell'ISIS, al quale le autorità danno la caccia. Solidarietà e vicinanza dalla premier Giorgia Meloni, che su X ha scritto: l'Italia si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, lavorando ad ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini, mentre il leader della Lega Salvini attacca il fanatismo islamico invocando lo stop a concessioni alle comunità islamiche da parte dello Stato. Intanto la notizia dell'orrore lascia sconvolta la comunità LGBT di Treviso, le parole della presidente del coordinamento Michela Nieri. Fa un effetto devastante, nel senso che sapere che in un giorno di festa in cui le persone si sentono libere, si possono sentire libere di essere se stesse, un pazzo, perché a questo punto un delinquente, chiamiamolo, definiamolo come vogliamo, possa mettere in atto una cosa del genere, intanto porta angoscia, perché purtroppo non si può stare più al sicuro da nessuna parte. E seconda cosa, bisogna capire poi, quest'atto è stato un atto terroristico, sarebbe avvenuto comunque, hanno approfittato solo del fatto che ci fosse tanta gente, oppure un atto mirato proprio contro la comunità. E comunque in qualsiasi caso sono atti devastanti, sì, che lasciano senza parole. Sono arrivate anche in queste ore le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che dice l'Italia contro ogni forma di odio. Salvini dice fanatismo islamico è il vero problema. Lei cosa dice? Io credo che sicuramente se è realmente così è sicuramente un problema. Penso anche che sia un problema però in Italia fomentare l'odio verso la comunità LGBT, come fanno alcuni politici, tra cui la Meloni e Salvini. Quindi iniziamo a comportarci bene in Italia, cominciamo da qui. Cambiamo argomento. Siamo stati abbandonati dalle istituzioni, un graduale ed inesorabile distacco che hanno lasciato al festival oneri sempre più gravosi. Fa discutere in queste ore a Treviso lo sfogo del patron di Suoni di Marca, Paolo Gatto, che nell'ultima serata della storica Kermesse sulle Mura ha fatto capire come per il futuro un festival gratuito, a offerta libera e di qualità non sia più economicamente sostenibile, anche a fronte di un numero 43.000 presenze in 10 serate, nettamente inferiore agli anni scorsi. Parole che trovano oggi la risposta dal sindaco Mario Conte, una replica netta seppur aperta al dialogo. Ovviamente è importante nelle prossime settimane trovarci per pianificare il futuro. Non è anche escluso che bisogna forse rinnovare un po' la formula, rivedere alcune cose per rendere il festival sempre più attrattivo, consapevoli che la burocrazia, i costi, la sicurezza sono diventati degli oneri importanti per coloro che organizzano eventi di questo livello. Questo per dire che, e per rassicurare Paolo Gatto, che le istituzioni ci sono state quest'anno, quindi nessuno ha abbandonato nessuno. Servirà probabilmente fare uno sforzo in più, però io credo anche che sia arrivato il momento di dare
un'immagine nuova a questo festival che ha avuto grande successo negli anni passati e che magari adesso è un po' in sofferenza. Cambiano i tempi, cambiano le mode, cambiano le sensibilità e forse è arrivato anche il momento che Suoni di Marca si adegui a quelle che sono le nuove tendenze. A Castelfranco ora nulla di significativo che ricordi Tina Anselmi nella sua città natale dopo la scelta di Verona di intitolare alla prima donna ministro la cittadella della giustizia. È polemica in città. Ora in consiglio comunale siede la nipote al lavoro per realizzare qualcosa di importante per il centenario della nascita a marzo 2027. Prima ministra donna nella storia della Repubblica, paladina dell'emancipazione femminile, partigiana, sindacalista, una carriera politica nella Democrazia Cristiana che l'ha portata ad essere deputata e più volte sottosegretario fino all'incarico che mai prima una donna aveva ricoperto. A 10 anni dalla scomparsa di Tina Anselmi, fondatrice del Sistema Sanitario Nazionale, a Castelfranco, suo paese natale, non c'è nulla di veramente significativo per ricordarla. Punta il dito contro l'amministrazione precedente il presidente del Consiglio Comunale Sartoretto. Io con Tina Anselmi ho lavorato dal 1975-77 finché è stata in attività politica, parlamentare, e quindi c'è una conoscenza direi trentennale. E sì, verrebbe da sorridere se non fosse da piangere per la tristezza che porta questo modo di fare. Macron diceva sempre che per Tina Anselmi bisognava pensare in grande e ha pensato talmente in grande che credo siamo oramai uno dei pochi comuni d'Italia che non ha fatto niente per Tina Anselmi. La città le ha dedicato una sala della biblioteca, ma al momento niente di davvero all'altezza dell'importanza che Tina Anselmi ha avuto nella storia della Repubblica. Il progetto di realizzare una statua in suo onore, con tanto di bozzetti di giovani artisti dell'Accademia, si è per ora arenato per mancanza di fondi. Dopo le ultime elezioni, la nipote della ministra siede nei banchi della maggioranza del Consiglio Comunale e spera che per il centenario della nascita, che cadrà il 25 marzo 2027, sia finalmente possibile avere qualcosa di veramente significativo per ricordarla e soprattutto per ricordare alle nuove generazioni Tina Anselmi ed il suo messaggio. La biblioteca personalmente sarebbe un posto che appunto mi piacerebbe che fosse intitolato a lei. Altre ipotesi che sono state fatte sono quelle della strada dove lei ha abitato, che è Viale dei Carpani, e una scuola che si trova a Villarazzo, che è una scuola dove lei aveva insegnato per un breve periodo, appunto quando era stata maestra negli anni 50. E sono tutte scelte comunque che secondo me hanno un significato, per cui sono valide. Poi se dovessero subentrare altre idee, insomma, ben venga. E ai castellani preme l'idea di ricordare degnamente una delle sue cittadine più autorevoli. È bello riconoscere che, essendo stata una donna che ha fatto tanto, almeno venga riconosciuta e rappresentata per la città di Castelfranco. Sicuramente sarebbe una cosa giusta dedicare qualcosa a Tina Anselmi, a Castelfranco Veneto, per quello che è stato, quello che ha rappresentato come donna nel panorama politico e nella storia d'Italia. Linea alla regia, ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. TG di Treviso, eccoci nuovamente in diretta. Hotel vietati ai bambini, una scelta di mercato che fa discutere anche in Veneto e nella Marca. Hotel, case vacanza, ristoranti, strutture ricettive vietate ai bambini, una tendenza che comincia a diffondersi anche nel nostro paese, tanto che esistono dei portali dedicati agli alberghi solo per adulti. Nulla di piccante, ma strutture che aprono le porte ai maggiori di una certa età, dai 12 ai 18 anni, dedicate a chi vuole un soggiorno tranquillo. Ma in una società dove si fanno sempre meno bambini e dove la denatalità avrà conseguenze sempre più pesanti, si apre una riflessione su quella che non è più semplicemente l'ultima moda
del momento. A sollevare la questione è la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Laura Besio, già assessore alle politiche educative del Comune di Venezia. Fermo restando la libertà imprenditoriale sacrosanta di ogni attività o esercizio, quella che io pongo è semplicemente una riflessione da mamma e da rappresentante dell'istituzione di fronte a un fenomeno che pur ancora limitato oggi c'è, lo osservo e ci ragiono, perché pone una questione culturale. Da un lato tutti a lanciare l'allarme del crollo delle nascite, dell'inverno demografico, e dall'altro lato rischiamo di far passare dei messaggi per cui i bambini sono un problema, sono un ostacolo al nostro comfort. Besio chiede una riflessione anche normativa. Io credo che il fenomeno meriti una riflessione seria prima ancora che politica. Dalla parte opposta gli albergatori che parlano di una tendenza che risponde alle richieste di segmenti di mercato. Non è bambini sì o bambini no, è specializzarsi in determinate segmenti di mercato per accontentare sempre di più la clientela. È una cosa che esiste nel mondo da tantissimi anni. Diciamo che la tendenza del turismo è segmentare sempre di più il tipo di mercato. Io sono una coppia in luna di miele e cerco un albergo dove sono tutte coppie di adulti e non ci sono bambini. Vado in vacanza con la mia famiglia, preferisco trovare un albergo dove ci sono anche dei servizi per bambini. Di preoccupante deriva culturale parla il Forum Veneto delle famiglie. Gli alberghi dicono che noi rispondiamo a un'esigenza di mercato e allora è questa esigenza di mercato che ci preoccupa. Non questa esigenza di mercato che esclude i bambini, è un'esigenza di mercato che è miope anche nella proiezione del futuro della nostra società. I bambini saranno coloro che sosterranno il welfare nel futuro e allora la domanda è: i singoli che decidono di usufruire di queste strutture, un domani si porranno che quei figli saranno coloro che sosterranno il loro welfare, la loro sanità, la loro economia. E in molti si chiedono se effettivamente vietare l'ingresso ai bambini, ai minori di una certa età sia effettivamente legale. Lo abbiamo chiesto all'avvocato Antonella Tocchetto. Sì, è legale perché non c'è una norma che regolamenta né l'accesso né l'obbligo di invece consentire ai minori di andarci, è nella libera impresa prevista dall'articolo 41 della Costituzione, probabilmente c'è qualcosa sul codice del turismo, in alcuni casi si possono fare dei regolamenti, però trovo che la cosa sia tanto triste, nel senso che in una società che sta invecchiando incredibilmente, voler anche avere nella libera possibilità del proprietario dell'albergo di poter fare, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, quello che vuole, però come dire, in una società che sta invecchiando non volere i giovani o i bambini perché fanno rumore dà proprio il significato che è una società in decadenza. Dentro un bar però posso mettere una limitazione se dentro al mio bar o dentro alla mia attività c'è qualche pericolo per il minore. Certo, perché sempre l'articolo 41 della Costituzione dice che non ci devono essere discriminazioni e comunque io posso mettere tutti i limiti che voglio. Nei bar ci possono essere delle macchinette, l'accesso al gioco, situazioni che possono mettere in difficoltà e sono vietate ai minori. Potrei quindi limitare delle aree dove possono andare solo gli adulti perché si gioca. Ci sono dei giochi che non sono accessibili ai minori. Nella giornata dedicata ai formaggi di Malga, che da 30 anni si svolge alle pendici del Grappa, un tema ricorrente è l'importanza di questi presidi non solo per la qualità dei prodotti ma anche per la prevenzione idrogeologica della montagna veneta. Per questo la Regione martedì prossimo varerà un importante provvedimento. Deliberiamo martedì prossimo una delibera importante di €1,5 milioni proprio per le malghe. Fondi importanti dalla Regione per le sentinelle della montagna veneta. Sono i malgari che stagionalmente o in maniera stanziale vivono e lavorano su territori solitari e sprovvisti in tutto o in parte di servizi. Denaro che sarà investito in elementi essenziali come acqua e energia. Per portare energia corrente, per accumulatori di energia,
per fare la potabilizzazione dell'acqua. Fondi anche per la difesa delle mandrie dai grandi carnivori, in particolare per i branchi di lupi. Sono oltre 700 le malghe sparse per le montagne venete. Mi rendo conto che la cifra non è enorme, ma intanto è un messaggio. Ci sarà un bando per i privati, maghe private, ci sarà un bando per le maghe pubbliche. Il massimo che si potrà ottenere sono 40.000 euro, il minimo 20.000. Però è un segnale. È la prima volta che viene fatto al di là del CSR, poi sul nuovo complemento di sviluppo rurale faremo un ragionamento anche su questo. Il ragionamento della Regione è semplice: investire in prevenzione del territorio vuol dire non dover poi sostenere spese molto più elevate per danni a cose o peggio ancora a persone. La maga è il presidio naturale della nostra terra, da lì può partire una frana, può partire un rivolo di acqua che poi diventa un torrente, che poi diventa una frana, quindi noi dobbiamo lavorarci anche sul cotico erboso, sul pascolo, qualcuno l'ha detto e io sottoscrivo, dobbiamo fare un ragionamento complessivo, pian pianino, perché miracoli o meno se ne fa più, però in qualche maniera qualche misura azzeccata può produrre frutti. E restiamo in montagna perché oggi in Cansiglio è stata grande festa per il 33esimo raduno dei trevisani nel mondo, un'esperienza di emigrazione che deve essere d'esempio per gestire l'immigrazione di oggi, ha detto il cardinale Fabio Baggio. Viviamo in un contesto mondiale difficile. Oggi è molto importante creare delle comunità accoglienti per quelle persone che davvero stanno cercando un rifugio, un luogo dove vivere una vita migliore e cercare, e d'altro canto impegnarci anche perché la migrazione diventi sempre di più una scelta e non sia un obbligo. Questo è il messaggio della Chiesa verso le nuove emigrazioni che è riecheggiato sulla piana del Cansiglio nel corso del 33esimo raduno delle sezioni dei trevisani nel mondo e nella 16ª edizione della Festa dei Veneti nel mondo. Emigrazione, un fenomeno globale che oggi come ieri coinvolge ogni nostra comunità, partendo dai nostri giovani che lasciano la Marca e il Veneto per condizioni economiche migliori. Noi siamo un paese che manda ancora fuori tante persone, tanti giovani, non per catar fortuna, ma perché sperano di avere altrove una situazione migliore rispetto a quella che l'Italia è in grado di offrire. Un problema grave è che noi non riusciamo a essere un paese che richiami questi giovani, oppure che richiami giovani che vengono da altri stati, da altre nazioni, che vengono a lavorare in Italia. Ripensare dunque sia la nostra giovane immigrazione, ma anche il fenomeno migratorio perché siano gestiti e non subiti. È un fenomeno che non si può arginare, bisogna governarlo. E per far questo noi abbiamo un elemento in più che è l'esperienza di coloro che dalle nostre terre sono partiti. Ma allora cosa fare concretamente? Dobbiamo creare delle condizioni perché le persone che vengono nel nostro territorio non si sentano perennemente ospiti, talvolta indesiderati, ma dobbiamo creare le condizioni perché possano integrarsi. Da qui l'iniziativa pilota della Regione al momento nel Bellunese per la formazione di collaboratrici familiari da integrare nelle comunità. Abbiamo lavorato proprio per partecipare a un bando legato ai progetti FAMI, proprio dati dalla Comunità Europea, per poter sperimentare le assistenti familiari di quartiere, per permettere a queste persone proprio di entrare anche nel mondo del sociosanitario. Quello che stiamo cercando di portare a termine è un'opportunità in cui le persone possono avere anche un'opportunità abitativa, e in questo caso si lega a quello che il Presidente Stefani sta portando avanti rispetto ai 50 milioni di euro che legheranno poi i prossimi bandi. Progetti obiettivi in una giornata dove quel catar fortuna all'estero di generazioni oramai scomparse rimane indelebile nel cuore di figli e nipoti, come testimonia chi, pur di essere presente sulla piana del Cansiglio, ha preso il primo aereo dall'Argentina per l'Italia. Vivo in Argentina, sono nata lì e amo l'Italia. Sono venuta qui perché tutti i miei cugini abitano qui. Cosa significa essere migrante in Argentina oggi? Per me tanti ricordi. Sono molto emozionata di poter stare qui in questo giorno. E tutta la sera sarà illuminata.
Con l'estate, il periodo delle vacanze, si ripete la triste pratica degli abbandoni di animali. Ora c'è una legge che punisce severamente chi abbandona gli animali, e allora fa riflettere come ci si comportava 40 anni fa, come ci ricorda un servizio del telegiornale del 23 luglio del 1987. Vi lascio quindi alla rubrica della nostra storia. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Questo splendido cucciolone di pastore tedesco, 4 mesi d'età, è il triste esempio che anche quest'anno siamo costretti a divulgare della crudeltà dell'uomo verso gli animali ed i cani in particolare, che si scatena nel periodo estivo, quando il giocattolo in carne ed ossa, così caro e coccolato sino all'avvicinarsi di San Ferragosto, diventa troppo spesso ingombrante fardello da scaricare al più presto nel primo angolo deserto possibile, magari dopo averlo maltrattato o riempito di botte. Lui è stato trovato pochi giorni fa legato in un campo, affamato, sofferente per decine di lesioni in tutto il corpo e fratture alle zampe. L'Associazione Trevigiana per la Difesa del Cane l'ha affidato ad un gruppo di famiglie di via Lombardia che lo sta curando. Lui tenta di muoversi, di giocare con un amichetto, ma ancora non si sa se potrà salvare la vita. Un solo esempio tra tanti. Nel canile ex comunale, che adesso è canile multizonale, vengono soppressi una quarantina di cani in settimana. Ma la novità di quest'anno è che più che cani randagi e quindi pericolosi perché possono mordere, gli entrano nella profilassi antirabbica, come si suol dire, sono cani portati dai padroni. Il 70% direi sono cani portati dai padroni. Ecco, quindi scusi, padroni che hanno deciso di eliminare il loro cane. Di eliminare i loro cani, ma cuccioli, madri con cuccioli. La signora Melchiori puntualizza un altro dato. Quest'anno, se non è aumentato il numero di cani abbandonati, sembra aumentare la crudeltà della gente. E un sabato ci hanno telefonato i vigili che in una strada assolutamente isolata, perché c'è solo un baracchino dove vanno a pescare, ma lontano, in un campo c'erano una decina, c'era una cucciolata. E noi credevamo appena nati, siamo andati lì decisi a fare quello che si deve fare quando sono appena nati. Invece da sotto un albero sono venuti fuori 10 cuccioli meravigliosi di 2 mesi, che se per caso una persona non passava, avvisava i vigili avvisavano noi, non so immaginare come sarebbero morti di fame, si sarebbero sbranati fra loro, non lo so. E così 2 cani trovati legati in mezzo a un campo lontanissimo, vicini, quindi anche quelli finivano a sbranarsi. Potremmo continuare a lungo nella lista, ma quanto sopra come monito può essere sufficiente, anche se ha serie possibilità di rimanere lettera morta. Al Lupacchiotto tanti auguri perché possa cavarsela, all'Associazione Difesa del Cane che sta per coronare il sogno di un nuovo canile, e a tutti coloro che amano gli animali riuscendo semplicemente a considerarli degli esseri viventi, tanti auguri di poter vincere una battaglia che sarà marginale finché si vuole, ma che porta con sé un considerevole insegnamento d'umanità.